Non ci credo, non sono cose vere, quindi a me non interessano. È il commento di Oriella Avedosi, mamma di Andrea Zamperoni, il capochef 33enne della Cipriani Dolci a New York, trovato morto in un quartiere del Queens all'indomani del fermo di una prostituta italiana 41enne. Si chiama Angelina Barini e la polizia l'ha incriminata per la morte di altri 2 uomini avvenuta negli ultimi mesi. Sarebbe stata proprio lei a portare Andrea in quella stanza d'albergo e mettere in atto lo stesso modus operandi utilizzato per le altre 2 vittime, con lo scopo di derubarle insieme al suo protettore. Li stordiva con droghe potenti arricchite dal micidiale fentanyl, un potente antianalgesico opioide sintetico. Gli agenti erano giunti nell'ostello a poca distanza dall'abitazione di Zamperoni mercoledì scorso alle 20:30 in seguito ad una telefonata anonima. Lui era scomparso dal sabato precedente. Quando hanno aperto la porta della stanza numero 15 sono stati sopraffatti dall'odore di un cadavere in via di decomposizione, misto a quello dell'incenso bruciato forse per coprire il primo. Secondo il medico legale il decesso è avvenuto lunedì, forse poche ore dopo l'ultimo avvistamento del giovane. Il corpo non presentava ferite né ecchimosi. La Barini ha dichiarato che Andrea non si è mai risvegliato dal letto dove si era steso a riposare e poi avrebbe iniziato a sanguinare dal naso e dalla bocca. Lei racconta di aver voluto chiamare la polizia, ma il suo complice e alcuni amici gliel'avrebbero proibito, per poi trasportare nella stanza il bidone della spazzatura e mettere il corpo di Andrea avvolto in un lenzuolo all'interno. Il piano era quello di farlo sparire dopo averlo tagliato a pezzi con l'aiuto di una motosega e di una valigia, entrambe ritrovate nell'abitazione.